Ricetta velocissima, pirichittus non con il cuore morbido come quelli che abbiamo fatto l'altra volta, che avevano un pelino di lievito di birra, ma nella versione più tradizionale e antica che ci possa essere, ossia quelli solidi, compatti. In questo caso utilizzeremo 400 g di farina 00, 4 uova, 4 cucchiai di olio di semi, o se preferite olio d'oliva, niente, e si lavora così, quindi mettiamo in planetaria e lavoriamo finché non avremo un panetto omogeneo e liscio. Lavorate quindi in questo modo. Potete continuare anche con la planetaria, però questo è un ottimo antistress ed è davvero piacevole lavorare la pasta. Come vedete il movimento è simile a quello che si fa per il pane. Si usa il palmo, così. Si spinge così, così e poi così. E fate a incrocio. Continuate così fino a che il vostro panetto non sarà perfettamente liscio. Un segreto. Questo impasto, quando è pronto, tende a scoppiettare. Probabilmente è l'aria imprigionata che viene rilasciata durante la lavorazione. Ecco come deve essere. Iniziamo la lavorazione. Tiriamo un rotolino, quindi ricaviamo dei pezzetti e formiamo le palline. Questa volta li faremo abbastanza piccoli. Prendiamo il pezzo in mano così e energicamente dovete schiacciare finché si forma la pallina. Deve essere energico in modo che non abbia delle spaccature che poi invece si realizzeranno con la cottura. Ecco qua, questo è quello che dovete ottenere. Eccoli pronti. Per chi se lo sta chiedendo, con queste dosi ne sono usciti 43. Però sono piccole, sono veramente piccolini, vi faccio vedere, cioè le dimensioni sono queste, quindi dei bocconcini. Preriscaldiamo il forno, andremo a 180 gradi, calore dal basso, ventilato. Il tempo di cottura lo stabiliremo durante la cottura, perché comunque sono un po' più piccoli e non ho idea di quanto ci metteranno. Ed ecco i nostri pirichiti, i mini pirichiti perché sono piccolini, usciti dal forno. Allora, questi hanno cotto per circa 25 minuti, quindi regolatevi con il vostro forno. Comunque l'aspetto che devono avere è questo, devono avere un po' di fondo, come vedete, però non devono essere bruciati, quindi controllateli, devono essere leggeri, quindi quella è la sensazione che si deve avere. Andiamo con la glassa. Allora, ci serviranno 3 etti di zucchero, 300 grammi, e diciamo un tanto così d'acqua, come vedete arriva qui, quindi neanche mezzo bicchiere. Dovete farla arrivare al punto di essere uno sciroppo e quando è bello denso ci gettate dentro il limone e i pirichiti. Ma adesso vi faccio vedere. Per quanto riguarda il limone, potete decidere di farlo così a pezzi un po' grandi, in questo modo, oppure ridurlo a listarelle microscopiche, dipende un po' dai vostri gusti. Comunque sia, lo scopo è aromatizzare lo sciroppo e dare anche un po' di colore alla ricetta. Andiamo quindi sul fuoco e portiamo il nostro composto a diventare uno sciroppo abbastanza denso. Allora, anticamente mia nonna faceva la prova bagnandosi le dita e poi acchiappando lo zucchero e vedendo se si formava il filo tra le due dita. Io onestamente ci ho provato e mi sono ustionato, quindi non vi consiglio di fare così. Vi consiglio di controllare con un cucchiaio e vedere se fila. Questa è proprio la ricetta di mia nonna, quindi è una ricetta molto antica ed è una ricetta anche adatta ai bambini. A parte lo zucchero, tutto quello che c'è qui sono un po' d'olio, uova e farina, quindi è veramente una ricetta molto molto delicata. Come vedete, dopo un po' comincia a bollire, chiaramente. Occhio che questo brucia da morire, ragazzi. Come vedete, con il mestolo, fai vedere come sollevi, dovete controllare questo che cominci a filare. Chiaramente ancora non ci siamo, no.
e non mettete il limone prima, mi raccomando. Il limone si mette dopo aver messo i pirichiti, perché altrimenti vi diventa questa glassa gialla. E diciamo che ci siamo. Come vedete sta cominciando a tirare e comincia anche a coagularsi in fretta. Sì, Quindi diciamo che è pronto. Andiamo con i pirichiti. buttalo. Ed eccoci. Girare energicamente in modo da distribuire tutto lo zucchero in ognuno dei nostri dolci. Ed ecco il risultato. Li ho appena versati in un vassoietto. Guardate come sono completamente ricoperti di glassa. Andiamo ad assaggiarli così vi faccio vedere anche l'interno. Eccoli qua. Buon appetito!